Dinamo on the road, Pasqua passata sulla 131, coach, non c'è tempo per rifiatare perché domani è già Game 1 di finale FIBA Eurocup. Sì, ma fa parte un po' del percorso che abbiamo intrapreso da quando sono arrivato io, non ci fermiamo un attimo, siamo sempre costretti a tenere molto alto il nostro livello di concentrazione, però fortunatamente abbiamo una banda di ragazzi bravi, professionisti, professionali, connessi, ci tengono e quindi una bella squadra proprio per festeggiare il compleanno della Dinamo che oggi compie 2 anni meno di te. Bravo. Hai 61 anni noi? Eh sì. Quindi 59. Coach, nessuna alchimia tattica, si evince dalle parole che hai appena espresso in conferenza stampa. Massimo rispetto per tutti, però noi siamo una squadra, come l'hai definita tu, di grandi persone, molto coese. Sì, giochiamo contro una squadra che secondo me ha caratteristiche simili alle nostre, allenata molto bene, che gioca di squadra con giocatori che come caratteristiche hanno proprio, si vede anche un po' specificatamente nate questa voglia di giocare insieme, si aiutano, condividono tutto quello che accade in campo, non hanno stelle e questo fa sì che appunto diventi anche più, per certi versi, un po' più semplice avere una coesione di un certo tipo, però giocano bene, giocano veramente bene. Quanto servirà il sesto uomo? Tanto, ma anche perché è giusto che la gente venga al palazzo e viva una finale per come deve essere vissuta, con grande entusiasmo. Poi chiaramente starà a noi fargli vivere ulteriormente in modo entusiastico una partita giocata con grande passione. Grazie coach e forza Dinamo. Chiaro?